Buongiorno Chiesa, buongiorno, alziamoci in piedi. Questa bellissima giornata di sole, fa un po' freddo, ma un bellissimo modo per scaldarci è andare a destra, a sinistra. Sono sicura che alcuni non si conoscono, sono sicura che molti durante la settimana non si sono visti, quindi se tu sei indietro vai avanti, se tu sei a destra vai a sinistra, se tu sei a sinistra vai a destra. Che questo possa essere un momento di saluto, un momento di buongiorno, come stai, tutto bene, mi chiamo Monique, tu come ti chiami? E non vedo abbastanza movimento a destra, andate a sinistra andate a destra. Salutiamoci questa mattina. Amen. Non c'è, siamo giovani nel Signore. Amen. Ti ringraziamo, Padre, per questa mattina. Ti ringraziamo perché siamo qui nella tua presenza, Padre, che tu possa essere presente in mezzo a noi durante la lode, Padre, che qui possano esserci cuori disposti, Padre, alla tua parola, a sentirti nel nome santo di Gesù, Padre. Signore,
Prossima canzone, Loda esalta, che noi questa mattina possiamo esaltare il nome suo, che noi questa mattina possiamo onorarlo di tutte le cose che lui ci ha fatto questa settimana, tutte le cose che lui ci ha fatto questa mattina, il che non è un caso che tu sei qui, adesso non sei seduto più, sei alzato, sei qui sui tuoi piedi, non è un caso che tu sei riuscito a venire fino a qua, non è un caso che tu riesci a respirare col tuo proprio naso, non è un caso che tu riesci a guardare con i tuoi occhi, che questa mattina possiamo esaltarlo, lodarlo, perché lui è degno di essere esaltato. Amen. Padre, ti ringraziamo per questo momento di lode, ti ringraziamo perché noi sappiamo che se noi ci riuniamo, 1 o 2 si riuniscono, Padre, 2 o 3 si riuniscono, tu sei con loro, che questa mattina noi possiamo tornare alla vera adorazione, Padre, tornare a ringraziarti, tornare a parlare con te, riunirci a te, Padre, che noi possiamo essere saldi nella fede, saldi nella tua parola, Padre. Vengo a te, sole semplice, siamo solo noi.
ciò che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai, la sua gloria scenderà, la sua unzione ungerà, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani, ciò che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai, la sua gloria scenderà, l'assunzione ungerà, il tuo capo, la tua bocca, tu vedrai, tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai, la sua gloria scenderà, la sua unzione ungerà, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Cantiamo. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai, la sua gloria scenderà, la sua unzione ungerà, tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai, la sua gloria scenderà, la sua unzione ungerà, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani, tu vedrai. Amen, Padre, ti ringraziamo per queste promesse. Noi crediamo in un Dio vivo, in un Dio che quando parla compie quello che ha detto, Padre. Noi crediamo in un Dio che non fa sì che il figlio passi la fame. Noi crediamo in un Dio che ama il suo figlio, Padre. E noi ti ringraziamo per queste promesse, Padre. Prego che la Chiesa abbia fede, Padre, di aspettare queste promesse, anche se passa 1 o 2 anni, Padre, che noi possiamo avere la fede di aspettare le tue promesse, nel nome santo di Gesù. Ti ringraziamo per questa mattina. Amen. Potete sedervi.
Amen, amen. Buongiorno a tutti. Ecco, chi è contento che sta arrivando l'inverno? Io no. Mi piace il caldo. Bene, stamattina parleremo un po' di quello che stiamo vedendo anche nel culto giovani. Stiamo parlando già da qualche mese per quanto riguarda la lettera ai Colossesi e stamattina vorrei condividere con voi quindi i primi 4 versetti, ma più che altro il versetto 3 e il versetto 4 del capitolo 1. Penso io che questa è la prima predica, no, di questa lettera e quindi cercherò in modo di fare un po' di quello che è il panorama, no? Un po' della lettera ai Colossesi. Apriamo le nostre Bibbie, quindi, capitolo 1 di Colossesi, versetto 3 e versetto 4. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 3 e versetto 4, che dice così: Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Preghiamo. Signore, nel nome di Gesù vogliamo in questo momento chiedere al tuo Spirito Santo questo agire, questo lavorare nel nostro cuore, affinché possiamo, Signore, imparare da te sempre quello che vuoi insegnarci, non quello che noi vogliamo, ma soprattutto quello che vuoi insegnarci. Che questa mattina il tuo Spirito Santo abbia libertà di sbloccare tutto quello che nella nostra vita bisogna essere sbloccato. Attiva, Signore, qualcosa di nuovo nella nostra vita, nel nome santo di Gesù. Amen. Molto bene. Come vi ho detto, volevo proprio fare un panorama di quello che è la lettera ai Colossesi, no? Perché così riusciamo a capire non solo il contesto, ma soprattutto capire quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo alla sua Chiesa. È interessante, no? Perché la Chiesa ai Colossesi è stata fondata nell'epoca del terzo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo. Quindi quando lui ha deciso quindi di stabilirsi a Efeso, quindi Efeso era la capitale dell'Asia Minore, che faceva parte quindi di tutta quella regione della Turchia, oggi no? Che noi conosciamo come la Turchia. E Efeso aveva all'incirca 300.000 abitanti, quindi era proprio una città molto grande. Non è stata fondata proprio dall'Apostolo Paolo, ma è stata fondata da Epafra, un suo collaboratore, che è stato un suo discepolo. Quindi Paolo non conosceva di persona quella chiesa, ma era appunto una chiesa di cui Paolo aveva una tenerezza molto grande, perché era appunto una chiesa che è stata fondata da un suo collaboratore. Molto probabilmente è stata fondata e soprattutto la chiesa è stata proprio iniziata nella casa di una signora che si chiamava Ninfa, quindi vediamo anche nel capitolo 4, dopo, un po' più avanti, che quindi si riunivano lì nella sua casa. E qua possiamo vedere anche l'importanza dei piccoli gruppi nelle nostre case, che è quando la Chiesa primitiva è stata proprio iniziata così attraverso dei culti in cui facevano nella loro casa. Qua vediamo quindi anche questa cosa. Questa regione, cioè Colosse, la città in cui si trovava lì nell'Asia Minore, di cui stiamo parlando oggi, era praticamente in quella zona lì del fiume Lico, cioè una zona molto ricca della Turchia asiatica. Quindi tutta quella zona là era come se fosse tipo una regione, era molto fertile, no? E quindi in quella regione là c'erano 3 città, Efeso, Laodicea e Ierapoli. Quindi erano 3 città di cui sono stati anche portati dopo la lettera, che poi vediamo un po' più avanti, per leggere questa lettera là. Quindi facevano parte di tutte queste città lì in quella zona. In quella città c'erano tantissimi popoli diversi, di culture diverse, perché prima era una zona dei Frigi. C'erano dopo anche dei Frigi, giudei che sono scappati via, c'erano i greci, no? Che era proprio l'impero greco-romano,
Quindi c'era questo mischio di cultura, c'era questo mischio di popoli, c'era proprio, come dice il nostro amico Junior, un minestrone, non solo di cultura, ma soprattutto di dottrine, che poi nello sviluppo della lettera e qua delle prediche vedremo un po' più avanti tutto ciò che era il problema della Chiesa. E quindi qual è l'importanza di questa lettera alla Chiesa? Sappiamo che ogni volta che quando un apostolo, sia Paolo sia gli altri apostoli, scrivevano una lettera a una Chiesa, era per consolare, esortare e istruire la Chiesa. Ok? Quindi vediamo l'importanza di questa lettera qua. La lettera fu scritta nella prima prigione dell'apostolo Paolo, quindi sappiamo che Paolo è stato arrestato 2 volte. Le prime 4 lettere della prima prigione di Paolo, quindi Efesini, Filemona, Colossesi e Filippesi, quindi le 4 lettere. Tra il primo arresto e il secondo arresto di Paolo, lui ha scritto altre 2 lettere, Tito e Prima Timoteo, e nella sua ultima prigione, quindi Seconda Timoteo. Perché è importante capire queste cose qua? Perché Paolo si trovava in una situazione difficile, cioè si trovava in una prigione. Il primo arresto di Paolo, molto probabilmente, e possiamo vedere anche negli Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetto 11, che è stato motivato da una persecuzione religiosa. In quel momento Paolo voleva appunto fare, un aiuto a tutti quei giudei che sono scappati via da Roma per il discorso della fame, e quindi sono arrivati a Roma e Paolo ha fatto quindi questo raggiunto, no, di persone, soprattutto dell'Asia Minore, Galazia, Acaia, dove c'erano tutte le chiese che sono state piantate dall'Apostolo Paolo, ha deciso quindi di fare questo raccolto per aiuto appunto a tutti questi giudei che scappavano via da Roma. Nel momento in cui è arrivato a Gerusalemme, l'hanno preso, l'hanno arrestato e l'hanno portato a Cesarea Marittima. Lì ha compiuto 2 anni, c'è stato un cambio di governo tra Felix e Festo e quindi hanno fatto la domanda: scusa, ma questo qua, il suo arresto non è stato veramente di maniera che lui ha sbagliato qualche legge, lui ha sbagliato proprio la nostra legge, quindi portiamolo a Gerusalemme e facciamo la sua condanna lì, perché è stato di un qualcosa religioso, non che ha sbagliato qualche legge e quindi ha commesso magari qualche errore. Quindi portiamolo a Gerusalemme. Paolo in quel momento, sapendo dalla parola di Dio, cioè preannunciata già dal proprio Signore a lui, ha detto: voglio andare a Roma. E lì quindi è stato portato a Roma. In quel periodo è rimasto lì e non era tipo una prigione proprio vera, difficile per lui, nel senso che era una prigione condizionale. Poteva ricevere le persone, poteva appunto parlare con le persone, perché anche loro non sapevano cosa dire a Paolo, perché siccome era un arresto religioso, con Roma non c'era proprio niente. Ma la cosa bellissima è che nel periodo in cui lui è stato incarcerato, in prigione, ha predicato per tutti i soldati. Approfittava appunto della situazione e predicava per tutti i soldati. E non solo quello, ma ha scritto queste 4 lettere. Quindi vediamo che da una cosa bruttissima che è successo a lui ha iniziato a parlare del Vangelo, ha messo in mossa tutti quelli che non parlavano del Vangelo, perché vediamo anche nella lettera ai Filippesi che tutti quelli che vedevano Paolo lavorare dentro la prigione hanno visto: caspita, adesso anch'io devo lavorare. Quindi da una cosa brutta che è successo con lui ha fatto delle lettere bellissime che oggi noi stiamo studiando qua. Detto ciò, qual era l'importanza della lettera? Sottolineare, riaffermare che Gesù Cristo era il capo della Chiesa. Tutto il capitolo 1 della lettera ai Colossesi vediamo che lui riafferma Gesù Cristo come il capo della Chiesa. E perché? Perché loro subivano tante dottrine sbagliate all'interno della Chiesa. E questa è una cosa che noi vedremo un po' più avanti. Ma soprattutto il fatto che lui doveva riaffermare Gesù Cristo come il capo della Chiesa fa anche un qualcosa simile con la lettera agli Efesini. Gli Efesini praticamente parla della Chiesa e la lettera ai Colossesi parla di Gesù Cristo come il capo della Chiesa. Ok? E come vi ho detto prima, questa Chiesa subiva tanti attacchi teologici, tanti attacchi nel senso dottrinario, come possiamo vedere.
Uno di questi attacchi che subivano tanto, i giovani sono già magari anche stufi di sentirmi parlare di questa cosa, ma era lo gnosticismo. Che consisteva lo gnosticismo? Era una dottrina che era in mezzo al popolo che diceva che Gesù Cristo non era proprio Dio. Perché loro dovevano adorare degli angeli che erano capaci di fare questo tramite tra l'uomo e Dio e che erano responsabili appunto di fare il conduttore, diciamo così, fino al nostro Dio. Un'altra cosa è che questo gnosticismo diceva che Gesù, siccome non era uomo e soprattutto andava proprio allo scontro di quello che noi abbiamo visto anche con Emanuele qua, quando lui ha parlato della Trinità, cioè che Gesù era 100% uomo e 100% Dio, che era l'unione ipostatica, che così chiamano, era un problema serio, perché Paolo va a riaffermare che Gesù Cristo è stato veramente uomo. E quando lui va a usare tanti versetti dicendo che lui era un mistero, lo gnosticismo era appunto quello. Gnose viene dal greco che vuol dire conoscenza, ticismo quindi l'altro suffisso. Però cosa diceva? Che avevano e dovevano avere proprio questa conoscenza segreta. Quindi era un qualcosa che nessuno lo sapeva, ma solo loro. E quindi avevano questa conoscenza e dovevano appunto prendere questa conoscenza per arrivare al Signore. Un'altra cosa che dobbiamo anche capire è che in quella cultura, soprattutto in quel periodo, c'era il dualismo greco. Cosa consisteva il dualismo greco? Diceva che la materia era imperfetta e nel campo delle idee tutto era perfetto. Quindi Dio era perfetto perché nessuno ha visto Dio, ma Gesù Cristo non era perfetto perché era un essere umano. Quindi questo telefono qua oggi, secondo la cultura del dualismo greco, vuol dire che era una cosa imperfetta perché è una materia. Quindi va a contrastare esattamente contro quello che noi crediamo, che Gesù Cristo è il nostro Signore, però che Gesù Cristo è venuto a noi, che Dio si è incarnato, che si è fatto presente in mezzo a noi. E Paolo appunto ha parlato di questa situazione perché doveva appunto risolvere queste cose. La cosa interessante è che Epafra ha chiesto aiuto all'Apostolo Paolo, perché lui da solo non riusciva, cioè non ce la faceva. Paolo, ho bisogno di te. So che tu sei una persona molto, molto culta, cioè tu sei una persona molto intelligente ed io ho bisogno di te. So che sei un apostolo del Signore Gesù ed ho bisogno di te. Epafra quindi va in prigione, chiede appunto l'aiuto di Paolo e Paolo scrisse quindi questa lettera. Bene, sapendo adesso qual è il contesto e perché l'Apostolo Paolo ha scritto questa lettera, partiamo quindi dal versetto 3, che Paolo dice così, come abbiamo letto: noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Una cosa interessante è che l'Apostolo Paolo sta dicendo: noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per voi. Interessante che lui sta dicendo: noi ringraziamo a voi, ma a Dio. Lui sapeva esattamente che la dottrina è stata piantata e che loro sapevano appunto di quello che dovevano seguire, ma ogni tanto c'è bisogno, sai, di qualche taglio, cioè nel senso c'è bisogno di qualche aggiustamenti, cioè nel senso ogni tanto nella nostra vita abbiamo bisogno di magari sistemare qualcosina, no? E l'Apostolo Paolo quindi ha scritto questa lettera. Ma oggi vorrei lavorare su 3 punti, cioè il primo la fede, il secondo l'amore e il terzo la preghiera. Perché? L'Apostolo Paolo nel versetto 4 dice così: perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù. Una cosa interessante, no? Perché l'Apostolo Paolo stava dicendo: io ho sentito parlare, ringrazio a Dio per la vostra fede. E perché dobbiamo parlare di fede? Perché è importante per noi cristiani sapere appunto che cos'è la fede. E l'Apostolo Paolo stava dicendo chiaro che era la fede in Cristo Gesù, che è una cosa molto diversa di quello che magari tutti noi oggi sentiamo, no? E ascoltiamo. La fede in cosa? Tante persone hanno fede, anche gli atei hanno fede, giusto? Un ateo ha fede, devi credere che Gesù non esiste. Quindi non è soltanto non credere in Gesù, ma lui crede che Gesù non esiste. Quindi tutti noi abbiamo delle fede, ma noi cristiani dobbiamo avere una fede in Cristo Gesù. Ma che cos'è in realtà la fede? Ed è per questo motivo che ho preso appunto questa parola qua, fede,
e vorrei appunto nel primo punto lavorare su questa cosa qua. Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei capitolo 11, forse quel versetto molto conosciuto di tutti noi che dice che cos'è la fede. Dice così: Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Adesso leggiamo anche il versetto 6 che dice così: Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Interessante, no? Perché è importante capire esattamente questa situazione, questa cosa della fede. Perché se noi crediamo che Gesù Cristo è il nostro Signore, dobbiamo avere fede in Lui. Dobbiamo avere fede in Lui non soltanto per credere in Lui, ma soprattutto per piacergli. Il Signore vuole che noi abbiamo fede nel nostro cuore, perché quello che si avvicina a Lui deve credere che Lui esiste. E nel momento in cui noi ci avviciniamo al nostro Signore, Lui si avvicina a noi, perché c'è proprio questa sinergia. Dobbiamo fare un passo verso di Lui. Non è soltanto dire che noi crediamo in Lui, ma dobbiamo proprio col passo di fede dire: Gesù, io credo che tu esisti. Ma adesso vi faccio una domanda. La misura della fede è importante? Io direi di sì. Leggiamo adesso Matteo, capitolo 14, versetto 31. Che dice così: Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ci ricordiamo di questo passo, giusto? È il momento in cui Pietro inizia a camminare sulle acque. Ma adesso vi faccio una domanda: Pietro ha camminato sulle acque o sulla parola di Gesù? Sulla parola di Gesù. Lui non stava camminando sulle acque. E perché in quel momento lì, se adesso... Cioè, la domanda prima che vi ho fatto: la misura della fede è importante? Sì, altrimenti Gesù non avrebbe detto a Pietro, uomo di poca fede. Ma qual è il senso della domanda e soprattutto di quello che Gesù stava dicendo? Se noi andiamo adesso a Luca, capitolo 17, versetto 6, possiamo capire un attimo la situazione. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbiderebbe. Ma scusa, a un certo punto Gesù sta dicendo a Pietro che è un uomo di poca fede, ma in questo caso qua adesso sta dicendo che se abbiamo, cioè, la fede come un granello di senape, adesso possiamo dire e avere, cioè dire a sradica questo sicomoro e trapiantati nel mare. In realtà, quello che Gesù stava dicendo non è che dobbiamo avere la fede come, cioè nella misura di un granello di senape. Lui stava dicendo che noi dobbiamo avere la fede come un granello di senape, cioè è un seme. Noi piantiamo e poi cresce e diventa l'albero più grande. La nostra fede è così. Noi dobbiamo ogni giorno seminare la nostra fede. Perché? Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17, dice che noi abbiamo fede nel momento in cui ascoltiamo la parola del Signore. Non è qualsiasi parola, ma è la parola del Signore. Quindi la fede noi dobbiamo seminarla ogni giorno. Magari la nostra fede non è grande così, che possiamo credere magari, non so, in una cura del Signore, in un miracolo del Signore. Ma la nostra fede, se noi piantiamo ogni giorno di poco in poco, la nostra fede diventerà grande come un albero di senape. Ed era questo che Gesù stava dicendo. Quindi, ribadisco, Pietro non stava camminando sulle acque, Pietro stava camminando sulla parola di Gesù. Quindi, se Dio ti ha detto qualcosa, se Gesù ti ha detto qualcosa, abbi fede, perché si compierà. E la cosa più importante è che oggi io vedo tanta gente e che soprattutto dicono così: no, ma vabbè, io credo che domani senza studiare farò l'esame della scuola e andrà tutto bene. Ma Gesù ti ha detto questa cosa? No,
l'importante è avere la parola del Signore. Un'altra cosa, facciamo finta che adesso io dico che se salto da qua, inizio, sai, a fare così con le braccia e inizio a volare. È vero? No, cascherò per terra, dovete portarmi al dentista perché sicuramente spaccherò i denti. Perché la parola non mi dice così. Quello che noi possiamo capire è che la fede è appunto la convinzione che viene dentro il nostro spirito dalla parola del Signore. La nostra fede cristiana deve essere basata sulla parola, su quello che dice il Signore, non su quello che pensiamo noi. Se Gesù ha detto a Pietro, vieni, Pietro è andato. E perché gli altri sono rimasti quindi dentro la nave? Perché la parola di Gesù era rivolta a Pietro. Ed è per quello che Pietro ha iniziato a camminare sulle acque. È attraverso la parola del Signore. Se Gesù ci sta dicendo una cosa, dobbiamo fidarci. È perché Lui ci sta dicendo, non perché il nostro vicino di casa, non è per quello che magari troviamo al lavoro, non è per quello che loro stanno dicendo, ma è perché il nostro Signore ci ha detto. E qua c'è la differenza, perché ci sono delle cose che sono chiare nella Bibbia. Non matare, non rubare, ma ci sono delle cose nella nostra vita che sono più specifiche. Ad esempio, non sappiamo con chi sposarci, non sappiamo qual è il nostro proposito di vita, non sappiamo se dobbiamo vivere a Treviso, a Conegliano, a San Vendemiano, non sappiamo. O magari, non so, a Milano, non lo so. Queste sono le cose che Dio ci darà nel corso degli anni, perché abbiamo un rapporto con Lui. Però se Lui mi dice che mi devo proprio stabilire a Treviso, magari non ha detto così ad un'altra persona. Se magari Gesù mi sta dicendo che vivrò un miracolo nella mia vita, io vivrò quel miracolo, perché è Lui che mi sta dicendo. Ma forse il fratello di fianco, la parola non è la stessa. Ed è per questo motivo che ogni tanto vediamo delle testimonianze nella Chiesa che non devono essere usate per dare una dottrina dentro la Chiesa e che la gente sta prendendo quella parola e sta pensando che Dio sta parlando con tutti quanti, ma non è con tutti quanti, sta parlando con quella persona. È la parola che deve essere la nostra base di fede. È quello che dice il Signore, perché Lui, secondo Numeri capitolo 23, versetto 19, che Lui non è uomo affinché dice una bugia, e neanche il figlio dell'uomo che si penti. Quindi se Gesù ha detto, se Dio ha detto qualcosa nella nostra vita, Lui è fedele. Quindi dobbiamo camminare sulla sua parola. E finisco qua raccontando quindi un'esperienza. 2 mesi fa più o meno sono andato a predicare a Conegliano. Qualcuno qua mi ha già sentito raccontare questa esperienza. Tornando da Conegliano, mi giro e c'era una ragazza proprio lungo la strada e che lo Spirito Santo mi ha detto: fermi la macchina e vai a parlare di Gesù con questa persona. Io mi giro verso Amanda, mia moglie, e gli faccio: ascolta, devo fermare la macchina perché lo Spirito Santo mi sta dicendo appunto di parlare di Gesù a quella persona. E lei mi fa: ma sei sicuro? Sì, sì. Ho fermato la macchina, siamo tornati, abbiamo pregato in macchina prima e nel momento in cui sono andato a parlare di Gesù a quella persona mi sono presentato, sono dalla chiesa Agapi Treviso e vorrei parlare un attimo con te. E lei: sì, sì, tranquillo, non è un problema. Nel momento in cui ho iniziato a dire: guarda, nel momento in cui stavo girando qua, ho visto che eri qua ferma, no? Cioè in piedi qua, ho deciso quindi di venire qua perché lo Spirito Santo, il Dio, non so se tu credi in Dio, ma mi ha chiesto di venire qua a parlare con te. In quel momento lei ha iniziato a piangere. Io sono rimasto male perché non sapevo che cosa stava succedendo e lei si gira verso di me e mi fa: 1 ora e mezza fa io ero a casa che pregavo al Signore e che avevo proprio la Bibbia aperta e che leggevo la Bibbia e volevo appunto una direzione del mio Signore. Avevo appunto una direzione, cioè volevo una parola di Dio, che questa non è la vita che io voglio, cioè non è questa la vita che voglio portare avanti. E io stavo chiedendo una risposta al mio Signore. E adesso 1 ora e mezza dopo tu sei qua a parlare con me di Gesù Cristo. Questa è dottrina per la Chiesa? No, questa è una parola che Dio mi ha dato. Sono parole specifiche. La fede è quello che Dio ci dice di fare attraverso la sua parola. Ma io
in quel momento non è che non è stata un'esperienza bellissima per me, logicamente di sì, quello ha rafforzato ancora di più la mia fede, giusto? Ma perché era una parola specifica per la mia vita. Non era la dottrina per la Chiesa, perché adesso non è che tutti quanti possono fermarsi la macchina, perché ho sentito Miguel parlare questa cosa, adesso parlo anche con quella persona. No, se Dio ti sta dicendo, ok, ma se Dio non ti ha detto, è solo una presunzione, non è fede. E qual è la differenza? Ci sono delle persone che stanno appunto sentendo il Signore parlare, ascoltando il Signore parlare e non stanno facendo niente. Non prendono quella decisione per fede, magari per avere paura di qualcosa. Ma nel momento in cui la situazione va male, tornano indietro, ma non con quella fede giusta nella parola che il Signore ha liberato. Tornano all'indietro perché appunto hanno paura o magari hanno un rimorso, non hanno quello pentimento. Qual è la differenza? Che continuano a non avere fede sulla parola del Signore. Hanno solo un sentimento. Il Signore non si muove, il Signore non si muove mai per i nostri sentimenti. Il Signore si muove attraverso la nostra fede. È il quanto noi crediamo, non è il quanto noi soffriamo, non è il tanto che noi siamo gioiosi, non sono per i sentimenti. Il Signore si muove per la nostra fede. La Bibbia dice: è impossibile piacergli senza fede. Il popolo di Israele non ha avuto fede per entrare nella terra promessa e sono tornati indietro. Nel momento in cui hanno deciso no, adesso vogliamo entrare, no, ma il Signore ha visto che in quel momento non è che avevano fede per la parola del Signore, perché solo 2 hanno avuto fede nella parola del Signore, Giosuè e Caleb. Quando tutti quelli sono rimasti indietro, cosa il Signore ha detto? Voi non potete entrare perché non avete avuto fede in me. Ma caspita, la parola del Signore è cambiata? No, continuava la stessa, ma l'atteggiamento loro che era diverso. Prima di paura, dopo di rimorso. Ed è per quello che non sono entrati. Non perché Dio è cambiato, ma perché la sua parola continua la stessa, ma il sentimento loro non era giusto. Anzi, loro dovevano avere fede e non hanno avuto fede. Amen. Secondo punto, che l'Apostolo Paolo dice così. Capitolo 1, versetto 4. In Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Io penso che l'amore è una cosa che noi stiamo già trattando tanto qua, no? Nei nostri culti. Stiamo parlando tanto di amore. È interessante che lui dice appunto di una cosa che il pastore Kai ha predicato qua. Amore per tutti i santi. Ogni volta che vediamo la parola santo nel Nuovo Testamento, non è che loro non sbagliassero, oppure che loro avevano appunto un carattere che non sbagliavano. La parola santo vuol dire separato. Quindi io, te, noi tutti qua della Chiesa siamo separati, perché oggi abbiamo Gesù Cristo come il nostro Signore, giusto? Quindi noi siamo separati. Non vuol dire che non sbagliamo, vuol dire che siamo peccatori ancora, ma siamo separati. Quindi questo amore verso tutti i santi, Paolo stava dicendo, questo amore verso la Chiesa, quella che è già stata separata. Quindi questo amore. E non vorrei proprio qua parlare un'altra volta di cos'è l'amore, perché anch'io ho già predicato questa cosa qua, ma Gesù dimostra attraverso il servizio qual era l'amore. Filippesi, capitolo 1, versetto 26, se non mi sbaglio, quello che anche io ho già predicato qua, parla appunto che il motivo per cui l'Apostolo Paolo ha deciso quindi di non andare dal Signore, perché il suo volere era proprio quello, e vi ricordate anche, no, della illustrazione che ho fatto qua col filo, che mi avete detto poi alla fine che Amanda mi avrebbe picchiato perché avevo fatto un casino qua davanti, no? E anche Pietro mi ha detto così, ma anche il filo finisce, che non è proprio l'eternità, perché anche il filo finisce. E vi ricordate che l'Apostolo Paolo ha detto questa cosa, cioè era meglio che io
fossi andato, ma se resto qua è perché devo lavorare, è perché devo servire. Quando noi serviamo con amore, e noi capiamo che questo amore che viene sulla verticale è l'amore che noi dobbiamo dimostrare sull'orizzontale. Dobbiamo servire i nostri fratelli. Se noi siamo qua in comunità, dobbiamo servire gli uni agli altri. Dobbiamo amare attraverso le nostre attitudini, cioè attraverso il nostro atteggiamento, il nostro comportamento. Quindi se io amo veramente la Chiesa del Signore Gesù Cristo, devo servire i nostri fratelli. Ad esempio, ha bisogno magari in cucina di una persona per dare una mano. Non è il fatto che uno è migliore dell'altro, tutti qua siamo servi. La differenza è che oggi io sono qua a parlarvi, ma io sto servendo il Signore, col mio talento, col mio dono, che magari non sono neanche capace di cantare come hanno fatto i ragazzi prima, perché se io cantassi molto probabilmente voi andrete via subito. Questo è il mio talento, è quello che Dio ha fatto nella mia vita, è quello che Dio mi ha dato, quindi devo servire il Signore attraverso quello che ho di meglio nella mia vita, servire i fratelli. Quello che sto mettendo in pratica appunto è per servire la Chiesa e tutti noi dobbiamo pensare questo, se noi dobbiamo appunto servire il nostro Signore, dobbiamo servire i nostri fratelli. Questo è il concetto dell'amore. L'Apostolo Paolo stava dicendo, noi siamo andati, anzi Epafra è andato, attraverso di Epafra lui ha conosciuto il Vangelo attraverso di me e voi attraverso di Epafra avete conosciuto il Vangelo. E io vedo l'amore che avete per tutti i santi, l'amore che avete per tutto questo popolo. Quindi sto vedendo il vostro servizio, sto vedendo quanto voi state servendo. Ed è così. Perché? Perché io vi vedo amare questa gente. E anche noi dobbiamo essere così. Magari arriva, non so, una nuova persona qua nella chiesa, dobbiamo servirlo, farlo sentire proprio a casa, riceverlo lì e dirlo, buongiorno, come ti chiami? Da dove sei? Nella diversità è che c'è l'unità. Ognuno di noi qua ha un ruolo diverso all'interno della Chiesa, però facciamo parte dello stesso corpo ed è per questo motivo che l'Apostolo Paolo stava dicendo il capo della Chiesa è Gesù Cristo. Prima Corinzi capitolo 12 parla appunto di tutti i ruoli, di tutte le persone che dovevano appunto servire il Signore attraverso i suoi talenti. Ognuno qua ha un talento diverso ed è per questo motivo che facciamo parte del corpo di Cristo. Perché quello che io non sono capace di fare, un'altra persona è capace. Ed è per questo motivo che ci completiamo. Ed è per questo motivo che facciamo parte di questa Chiesa. Però la cosa più interessante è che quando l'Apostolo Paolo ha scritto la prima lettera ai Corinzi, voleva trattare appunto di una cosa all'interno della Chiesa che era diciamo che loro non erano maturi, la immaturità della Chiesa. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Paolo stava dicendo, guarda, voi tutti siete importanti. Non è solo quello che magari predica o quello che canta o quello che, non so, è nella media. Cioè, tutti sono importanti all'interno di una Chiesa. E la caratteristica principale di una Chiesa matura sono queste tre cose che l'Apostolo Paolo, il versetto 5, parla appunto di speranza. Sono queste tre cose che l'Apostolo Paolo dice appunto di una Chiesa matura. La fede, l'amore e la speranza. Vi sembra un po' simile queste tre caratteristiche? Guarda lui cosa dice in 1 Corinzi capitolo 13. 13, versetto 13, dice così: ora dunque, queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Lui stava dicendo, voi dovete servire, tutti quanti sono importanti all'interno di una chiesa, ma le caratteristiche di una chiesa matura sono queste tre cose, fede, speranza e amore. Fede, abbiamo visto prima, nella persona di Gesù Cristo, sulla persona giusta, perché avere fede ci porta anche ad avere una conoscenza corretta, fede sbagliata ci porta ad avere una conoscenza sbagliata e non ci porta al posto giusto.
amore per servire tutti i fratelli e speranza che sarà trattato più avanti. Speranza in cosa? In Cristo Gesù, che Lui è la nostra speranza della gloria. La speranza è una persona. E quindi, per concludere, la terza cosa che è la preghiera. Perché Paolo inizia proprio dicendo così: noi vi ringraziamo, Dio, Signore, del nostro Signore, Dio Padre, Signore del nostro Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Questa è un'altra caratteristica di un cristiano, non solo maturo, ma di un cristiano. Un cristiano deve pregare. La preghiera fa parte di un cristiano. E la cosa più interessante è che noi, come noi abbiamo visto prima, Paolo non conosceva di persona la Chiesa, ma pregava per loro. Guarda che cosa interessante. Vi suona simile, o vi sembra simile, cioè che capitolo 17 di Giovanni, versetto 20, c'era una persona chiamata Gesù Cristo che stava pregando per me e per te. Guarda cosa dice il versetto 20. Non prego soltanto per questi, stava parlando degli apostoli, ma anche per quelli, tutti noi che siamo qua oggi. Gesù stava pregando per noi, che credono in me per mezzo della loro parola. La sua parola, la parola di Gesù, ma portata dai suoi collaboratori, dai suoi apostoli. Gesù ha pregato per me e per te. Questa è l'importanza del discepolato nella vita di un cristiano, perché attraverso il discepolato stiamo preparando persone per camminare con Gesù Cristo, ma soprattutto per dopo fare il lavoro di discepolare altre persone. Ed era questo che Gesù stava facendo, ma lui stava pregando anche per altre persone, cioè per me e per te. Paolo non conosceva quella chiesa, Gesù ci conosceva già, sì, perché questo è uno dei suoi attributi, giusto? Onniscienza. Però Paolo non li conosceva, e questa è una cosa bellissima. Paolo stava pregando per persone che non conosceva. Lui era talmente fedele all'opera del Signore, amava tanto l'opera del Signore, che lui pregava per persone che non li conoscevano. Quindi, se vogliamo assomigliarci a Gesù Cristo, dobbiamo pregare, perché Lui ha pregato. Però, ok, ma Miguel, la preghiera è una cosa che Gesù doveva farla. Se Gesù era Dio, doveva pregare? Sì, doveva pregare. Perché? Se Lui ha dimostrato attraverso il servizio il fatto di amare il nostro fratello, Gesù era una persona che non era soltanto di parole, ma lui era di fatti. Lui non ha mai insegnato qualcosa senza prima dimostrarla, giusto? Quindi come mai una persona dice che noi dobbiamo pregare se lui non dimostra attraverso il suo comportamento, il suo atteggiamento che lui pregava? Era un po' inconsistente, giusto? Era un po' incoerente. Quindi cosa lui ha detto? Prego, dimostro di pregare e soprattutto gli do la chiave per accessare il regno di Dio. E tu mi dici, ma dove c'è scritto questa cosa? Luca capitolo 11 versetto 1. Gesù si trovava in un certo luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Adesso vi faccio una domanda: perché i discepoli quindi non hanno chiesto a Gesù di fare i miracoli? Signore, insegnaci a fare dei miracoli. Signore, insegnaci magari a camminare sulle acque. Signore, insegnaci, non so, a scacciare questo demone. No, hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. Appunto perché era molto importante, perché i discepoli vedevano nella vita di Gesù Cristo il fatto di pregare. È come se lui si ritirasse, andasse a pregare e poi tornasse ed era esattamente così, nel senso, adesso vedo con Dio quello che lui vuole fare durante la giornata e adesso mi metto qua a fare tutte queste cose. Ma lui era Dio, giusto? Ma lui era anche uomo
e doveva dimostrare attraverso la sua carne che noi come cristiani oggi possiamo pregare. Nel momento in cui era nel Getsemani, tutti i discepoli dormivano. E cosa Gesù ha detto? Vigilate e pregate. Quando torna, dormivano ancora. Immagino Gesù Cristo. Oh, questi qua non riescono nemmeno a, non so, essere svegli per un'oretta e pregare con me. Ma lui ha detto, la carne è debole. Ma non stava dicendo che adesso la carne è debole perché possiamo peccare. Stava dicendo che la carne è debole per pregare. Non so voi, ma io ogni tanto quando sono a casa voglio fare 1000 cose prima di pregare. No, dopo prego, e poi alla fine non prego. Ma se io capisco veramente che la preghiera è una cosa importante perché devo assomigliare a Dio, a Gesù Cristo, devo pregare. E una cosa interessante che ho sentito qualche giorno fa è tanta gente vuole assomigliarci agli angeli perché gli angeli cantano. Tanta gente vuole assomigliarci magari agli apostoli perché questi predicano. Ma se vogliamo assomigliarci veramente al nostro Signore Gesù Cristo, dobbiamo pregare. Perché è quello che Lui ha fatto. Ha pregato per me e per te. Amen. Quindi in questo momento vorrei proporre una cosa un po' diversa. Chiamo anche il ministero di lode qua. E vorrei appunto fare un momento di preghiera. In cui tutti noi ci mettiamo qua a pregare. Vi garantisco che non sarà una veglia di preghiera come quella che faremo il giorno 31, quindi non è che ci metteremo qua a pregare per 2 ore, state tranquilli. Però un momento in cui noi adesso preghiamo insieme come Chiesa, giusto? Alziamoci in piedi e io non conosco la tua vita, ma di una cosa sono sicuro. Tutti noi abbiamo delle cose che dentro il nostro cuore magari solo il Signore lo sa. E in questo momento tu hai l'opportunità di pregare al tuo Signore, di pregare al nostro Signore. Mentre il gruppo di lode qua suona una canzone, tu puoi tranquillamente chiudere i tuoi occhi e parlare col tuo Signore. E come Chiesa qua riunita possiamo pregare insieme. Magari il Signore vuole proprio attivare questo nella tua vita, attivare il fatto che abbiamo più bisogno, di pregare nella nostra vita, di parlare col nostro Signore, perché poi alla fine pregare è parlare col nostro Signore. Quindi che possiamo in questo momento chiudere i nostri occhi e che possiamo pregare al nostro Signore. Amen. Signore, noi siamo qua in questa mattina perché vogliamo ringraziarti innanzitutto per tutto quello che sei nella nostra vita. Il Dio, il Gesù Cristo, quello che è responsabile, Signore, per la nostra salvezza. Tu sei il nostro Signore, dichiariamo questa cosa. Come Chiesa, vogliamo adesso, Signore, ringraziarti per la benedizione, Signore, della vita, per la salute, per tutto quello che fai. Come comunità vogliamo ringraziarti per la nostra comunità e ti chiedo, Signore, gentilmente di introdurre nei nostri cuori il desiderio non solo di pregare ma anche di servire i nostri fratelli, amandoli. Ti chiedo, Signore, anche che tu possa fare con che la nostra fede, Signore, sia una fede giusta, corretta, basata sulla tua parola. Signore, vogliamo chiederti in questa mattina che tu possa, Signore, fare la tua volontà nella nostra vita e nella vita della nostra Chiesa. Nel nome santo di Gesù, che tu possa fare la differenza nella nostra vita affinché possiamo anche noi fare la differenza nella vita delle altre persone, dei nostri fratelli. L'opera, Signore, inizia sempre prima con noi. Il miracolo che magari vogliamo vedere al di fuori della Chiesa è il miracolo che prima
deve accadere dentro di noi, nel nostro cuore. Questo Vangelo, Signore, che trasforma, questo Vangelo che rinnova, questo Vangelo, Signore, che cambia la vita di ognuno di noi. Noi vogliamo, Signore, in questo momento chiedere che Tu possa, Signore, cambiare la nostra vita, ma non solo la parte esterna, ma la parte interna, che è quella che il Signore vuole lavorare nei nostri cuori. Quindi mettiamoci qua davanti a Te e ci chiediamo, Signore, che Tu possa, Signore, perdonare i nostri peccati. Facci, Signore, delle persone che sono più simili a Te, persone, Signore, che usano la Tua parola in maniera corretta, come dice la Tua parola. Che possiamo, Signore, essere riempiti dal Tuo Spirito Santo affinché possiamo, Signore, compiere ogni opera buona Tua, Signore. Riempici, Signore, del Tuo Spirito Santo affinché possiamo essere santificati, Signore. Nel nome santo di Gesù. Così Ti ringraziamo. Nel nome di Gesù. Amen. Ancora con i tuoi occhi chiusi, mentre il gruppo di lode suona qua, continua a pregare. Quando vengo a Te, sole semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per Te ti raggiunga. Dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro il mio cuore. Torno alla vera adorazione.
Amen. Avremo il momento di decime offerte adesso, e che noi possiamo continuare a lodare il nome del nostro Signore e donare, restituire quello che è suo. Amen. Santo, 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 Santo il Signore, Dio potente. Degno di ogni onore, degno di ogni gloria. Andiamo. Santo, 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 Santo il Signore, Dio potente. Degno di ogni onore, degno di ogni gloria. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Vi rubiamo qualche istante così per darvi qualche annuncio. Per prima cosa, prossima domenica ci sarà un'assemblea ordinaria, più in specifico il 19 ottobre, ore 14, per tutti i membri della CBA, della Chiesa Battista Agape. Quindi se tu sei membro, se tu hai piacere, e abbiamo anche la responsabilità di sapere quello che succede all'interno della nostra Chiesa, essere partecipe. Quindi invito tutti i membri di nuovo a venire qua prossima domenica il 19 ottobre alle 14. Ci sarà una veglia di preghiera venerdì 31 ottobre, ore 22 in chiesa. Per informazioni potete chiedere a Miguel, che è stato predicatore, e Amanda, che è sua moglie. Vi aspettiamo in grandissimo numero, sarà una grandissima opportunità per pregare per la nostra nazione, per chi ha figli, per i nostri figli, per i vostri figli. Io non ho figli. E sarà una buonissima occasione per pregare tutti quanti assieme.
Ci sarà il convegno delle coppie dal 21 al 23 novembre in Slovenia. Per informazioni potete chiedere a Pastore, credo, e anche a Patrizia. Esatto. Prossimo news, ci sarà l'incontro delle donne sabato 29 novembre, qui ore 15. Mi raccomando, tutte le donne siete caldamente invitate. Ora mi hanno detto che ci sarà, che c'è bisogno Jonas, mi deve dire un altro annuncio. Buongiorno Chiesa, come si può vedere qui sullo schermo, domenica ci sarà l'assemblea, no? Per chi vuoi restare con noi per avere un momento agape, ci sarà un pranzo a 10 euro, che sarà il bobò, sarebbe una vellutata, no? Di manioca con i gamberi dentro. E sarà il costo di 10 euro, questo è per i membri o non membri, logicamente chi vuole restare con noi, su prenotazione però, e abbiamo le prenotazioni fino a giovedì, perché dopo dobbiamo comprare quello che serve. Sarà Raniel, il ragazzo che è lì indietro, che preparerà le cose, quindi dobbiamo avere il massimo fino a giovedì le prenotazioni, perché sennò non ce la facciamo in tempo. Bom, ringrazio a tutti voi e questo io annuncio. Ah sì, ci sono anche i dolci fuori, anche per chi vuole comprare e portare a casa, ci saranno i dolci anche offerti lì fuori. Grazie mille. Amen. Preghiamo per concludere il nostro culto. Signore, ti ringraziamo per questa domenica, Padre, ti ringraziamo per queste benedizioni che tu ci dai, Padre, ti ringraziamo, ti chiediamo, Padre, che noi possiamo essere fortificati attraverso la tua parola, attraverso lo Spirito Santo. Ti ringraziamo, Padre, nel nome santo di Gesù, ti preghiamo che tu possa essere con noi durante questa nuova settimana, Padre, che tu possa essere presente nelle nostre case, Padre, nelle nostre macchine. Nel nome santo di Gesù, amen. Una buona domenica.